1854, guerra di Crimea, battaglia di Balaclava. 1936, Hitler e Mussolini stipulano l'asse Roma-Berlino. 1881, nasce Pablo Picasso. Commenta il fatto del giorno Enzo Del Rico, direttore del Corriere del Mezzogiorno. Oggi parliamo di Primo Carnera, un'icona, e di tante altre icone. Il 25 ottobre 1854 si combatte la battaglia di Balaclava, episodio centrale della guerra di Crimea. La Russia tenta di rompere l'assedio di Sebastopoli attaccando il campo britannico di Balaclava, importante base di rifornimento, e di prendere alle spalle le forze assedianti composte dal Regno Unito, Francia e Impero Ottomano. Sono due gli episodi decisivi per le sorti della battaglia. Il primo, conosciuto come la